Sconti sul costo dei biglietti aerei per tutti i residenti in Sicilia, e questa è la strategia del governo Schifani per contrastare il caro voli e agevolare i siciliani finora costretti a subire l'impennata dei prezzi, soprattutto nei periodi di alta stagione e festivi. Ma il presidente non risparmia una stoccata ad ITA, la compagnia a capitale pubblico. Abbiamo lavorato per convincere un vettore italiano di nuova costituzione che si sta dimostrando molto serio e puntuale, Aeroitalia, che si occupasse di servire il nostro territorio applicando delle tariffe accettabili. Questo vettore, dice, ha dimostrato non soltanto serietà e puntualità, ma anche rispetto di impegni assunti. Così dice il presidente della regione siciliana nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orléans, dove è stato annunciato proprio lo sconto sul prezzo dei biglietti aerei residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità. È un vettore in crescita, ha proseguito, che ha dato una scossa al mercato e a quel duopolio. L'altro vettore privato, Ryanair, ha ridotto i prezzi dopo l'ingresso nel mercato di Aeroitalia, cosa che non si è verificata, sottolinea, paradossalmente, per la compagnia a capitale pubblico ITA. Purtroppo, dice il governatore, è un fatto che mi amareggia moltissimo verificare come il denaro pubblico venga così mal gestito da operatori che pur di sopravvivere espongono i cittadini a vessazioni di prezzo e nello stesso tempo a perdite continue. Tutto questo, conclude, mi lascia veramente sconvolto. Ma il Codacons non è d'accordo con tutto questo. Dice: apprezziamo lo sforzo di Schifani e dell'assessore Aricò, ma crediamo che abbattere le tariffe dei voli ricorrendo a fonti pubblici non possa essere la soluzione al problema. Le speculazioni sui prezzi dei biglietti, dice l'associazione, vanno bloccate alla fonte attraverso interventi normativi tesi a calmierare le tariffe e sanzionare pesantemente chi lucra sulle partenze dei siciliani. In attesa che le nostre denunce all'antitrust e alla Commissione europea vengano recepite o accolte dinanzi a questo scandalo, il Governo ha deciso che tutti i cittadini siciliani che raggiungeranno Roma o Milano abbiano uno sconto fisso nel biglietto del 25%. Una copertura finanziaria normalmente di più di 25 milioni che ci consente anche di poter ulteriormente offrire degli sconti che arriveranno fino al 50% per gli studenti e per le fasce economicamente deboli. Abbiamo una copertura di un anno e siamo pronti naturalmente a proseguire in questo percorso nell'auspicio che invece questo scandalo venga risolto, perché effettivamente è una situazione inaccettabile per il nostro Paese. Abbiamo attinto per questa misura che stiamo varando alle somme stanziate secondo l'articolo 119 sulla insularità, il nuovo principio della Costituzione che prevede che occorre stanziare da parte del Governo, cosa che ha fatto, delle somme per compensare la marginalità derivante da essere isola. Saremo operativi dal 1° dicembre, attendiamo col bando che le compagnie aderiscano a questa nostra proposta, già abbiamo i segnali che tutte le compagnie aderiranno a questa piattaforma e saranno pronte ad effettuare lo sconto sulla base della residenza immediatamente con l'autodichiarazione di chi fa il biglietto.